Lotta allo spaccio di droga durante l'isolamento del Covid, 2 gli arresti a Campobello di Licata. In città come nei paesi più piccoli della provincia la presenza dell'Arma dei Carabinieri è costante e attenta. A Campobello di Licata, in provincia di Agrigento, nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione stavano svolgendo i consueti servizi preventivi e di vigilanza sul rispetto delle normative anti-coronavirus, quando la loro attenzione è stata attirata dai movimenti di 2 uomini in una casa del centro del paese. I militari, decidendo di capire cosa stesse accadendo, si sono subito avvicinati per eseguire una perquisizione. Una volta entrati, hanno trovato un uomo di 30 anni che con aria nervosa e circospetta stava cercando di distrarre i carabinieri e di impedire loro di accedere all'interno dell'abitazione. Allontanato il giovane, i militari si sono subito mossi per le stanze della casa dove avevano visto dileguarsi il padre del ragazzo, un uomo di 63 anni che stava entrando in camera da letto con un sacco di plastica in mano. Immediatamente i carabinieri hanno così bloccato il padre prima che riuscisse a liberarsi del prezioso contenuto della busta o che potesse nasconderlo. Dentro, infatti, c'erano circa 700 grammi di cocaina purissima e nella stanza i 2 avevano nascosto l'occorrente per preparare le dosi, sostanze da taglio, bilancini di precisione e una grande somma di denaro, circa 13.000 euro, ritenuta provento dell'attività di spaccio. Per i 2 uomini, padre e figlio, sono così scattate subito le manette e dovranno ora rispondere davanti all'autorità giudiziaria del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente. La droga sequestrata avrebbe fruttato circa 50.000 euro di guadagno. Prosegue dunque l'attività su più fronti, il contrasto dell'arma alla commissione dei reati anche durante questo difficile periodo di isolamento dovuto al Covid-19.